Ben ritrovati e buongiorno all'ospite di oggi che è Maurizio Dunofer, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, comitato regionale appunto del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, ci ritroviamo a parlare con lei perché stiamo insomma entrando nel vivo di una stagione degli sport invernali che comunque c'è, insomma, nonostante le restrizioni Covid, si parla spesso di queste piste coperte da un manto di neve bellissimo, spessissimo ma immacolato, questo almeno per quanto riguarda insomma, il pubblico, il grande pubblico. Per gli atleti fisi invece queste piste sono a disposizione per gli allenamenti e ci saranno le prime gare per lo sci alpino da sabato 16 a Tarvisio, appunto cominceranno le gare per ragazzi e allievi, prima gara stagionale. Allora, approfittando di questa settimana, anche se già insomma l'attività è in corso, vogliamo fare un po' il punto su quella che è la situazione insomma per quanto riguarda gli sport invernali, come si sta andando avanti in questo periodo così strano, così particolare. No, sicuramente come diceva lei, è un momento difficile, molto particolare per noi, ma per tutta l'Italia, ma per tutto lo sport. Noi siamo dei fortunati, siamo già un mese che possiamo allenarci, dobbiamo ringraziare la Regione, il suo Presidente, l'assessore al turismo, tutta Promo Turismo che ci ha messo a disposizione le piste e ripeto, siamo già oltre un mese che ci possiamo allenare in condizioni ottimali. La neve sembra quest'anno poi che ci abbia anche un po' preso in giro, quest'anno ce n'è abbondante, anzi ce n'è tanta. E quindi abbiamo iniziato la nostra attività con il rispetto dei protocolli che ci sono stati dati e quindi tutto procede regolarmente. Sono iniziate anche già delle gare nel biathlon lo scorso weekend, ma anche già prima di Natale sono state recuperate anzi delle gare per quanto riguarda il biathlon dall'Alto Adige, quindi c'è un movimento sempre molto forte anche nell'organizzazione e quindi tutto procede in modo ottimale perché, ripeto, abbiamo delle condizioni veramente molto molto belle. Parliamo allora dei protocolli per capire che cosa cambia, se c'è qualcosa di macroscopico nella attività proprio che si svolge poi sulle piste. No, ecco, ricordo, come diceva lei prima, sabato iniziamo il movimento grosso, inizia tutto lo sci alpino, tutte le gare regionali e quindi sappiamo, abbiamo come prima prescrizione massimo e un numero chiuso, 120 atleti per gara. Noi li abbiamo fatti ancora suddivisi in più categorie, tipo la gara che inizierà a Tarvisio sabato e domenica, le due gare, la categoria ragazzi allievi dove c'è un gruppo molto numeroso, li dividiamo in due gruppi. Quindi i ragazzi inizieranno prima, terminata la gara dei ragazzi inizieranno gli allievi. Ecco, non vogliamo fare assembramenti, vogliamo essere molto rispettosi del protocollo che ci è stato dato. Ci saranno dei controlli per le entrate, non ci sarà pubblico, il protocollo a noi ci vieta totalmente che ci sia presenza di pubblico, non ci deve essere nessun contatto con i ragazzi e gli assembramenti devono essere tenuti molto distanti e quindi tutto deve procedere come ci è stato dato nel protocollo e quindi voglio ricordare a tutte le società, a tutti i ragazzi e a tutti gli allenatori di rispettarlo, perché se abbiamo la fortuna di poterci allenare e in questo momento di difficoltà anche poter fare le gare, dobbiamo rispettare per mantenere questo status quo che ci è stato dato molto importante. Le chiedo dal punto di vista organizzativo per voi come federazione, come comitato regionale appunto della FISI, che cosa cambia, insomma se c'è uno sforzo maggiore come immagino in più per organizzare appunto anche gli spazi, evitare i contatti, riuscire insomma anche a fare rispettare tutte le norme. Poi parlava prima appunto di un numero chiuso, di un tetto massimo per capire se questo è tanto distante dai numeri che avevate, che avreste avuto in una stagione normale, ecco. No, è chiaro che in determinate categorie raggiungiamo anche i 250 o oltre atleti e quindi limitarli a 120 eh, è una restrizione, ma che dobbiamo rispettare perché le regole, ci saranno svolte più gare durante la stagione, ma è quindi questo per mettere in sicurezza e in salute e dare continuità
a tutti i nostri atleti, a tutti i nostri allenatori e a tutte le nostre società. Ecco, quindi questo deve essere molto importante. Anche noi come comitato, per le squadre di comitato, noi dobbiamo, quando facciamo dei raduni o delle gare, dobbiamo fare delle lettere apposta e quindi a supporto delle squadre di comitato che sono coperte per i movimenti, se sono controllati, e quindi ci sono delle prescrizioni che sicuramente prima non avevamo, e quindi c'è qualcosa di molto più importante da poter rispettare, ma per il bene della nostra salute, della salute dei nostri portanti e dei nostri ragazzi. Diciamo che insomma, essendo un'attività all'aperto, siete riusciti appunto a svolgerla. Diceva prima appunto rispetto ad altre attività siamo stati fortunati, direi merito a questo che ribadiva appunto l'importanza di continuare su questa strada per poter poi appunto beneficiare di questa possibilità, per portare a termine la stagione che avrà una durata fino a quando terminerà. Beh, per quello che diceva prima siamo molto fortunati, gli spazi nostri per lo sci sono molto ampi, sapete, i comprensori sciistici, ma ripeto anche nelle piste da fondo, nelle piste da prima gli spazi sono molto ampi, quindi aggregare i ragazzi diventa più difficile che nella normalità quotidiana, e quindi lì dobbiamo, ma ripeto, rispettando tutte le regole. Per quanto riguarda le gare, noi ne abbiamo ancora tante, per quello speriamo poi, non sappiamo se poi ci sarà l'apertura o meno al pubblico degli impianti di risalita dalla prossima settimana, ma si vede che ci saranno ancora delle restrizioni. Noi cercheremo e cerchiamo di avere sempre un rapporto molto positivo con Promoturismo per quanto riguarda la possibilità di continuare in questa situazione. Negare fino a fine marzo ne abbiamo tante, di tutte le discipline, e in particolar modo abbiamo ancora da fare poi a fine marzo tutti i campionati italiani in Regione Friuli Venezia Giulia, allo Zoncolan, organizzate da UDA. Per il Bachmann saranno organizzati i campionati italiani di fondo a Tarvisio, con la US Montecoglians i campionati italiani di biathlon, quindi abbiamo grandi impegni anche organizzativi e quindi dobbiamo fare bene. E Ecco, appunto, ripeto, questi dobbiamo rispettare le regole. sono tutti appuntamenti confermati in sostanza, cioè come si stanno svolgendo appunto le gare, come si è stato l'avvio al calendario, rispettando i protocolli, saranno tutti appuntamenti che si svolgeranno, insomma. No, è chiaro, speriamo che tutto proceda bene e che noi siamo rispettosi delle regole, che poi non succeda nulla e quindi tutto venga confermato. Chiaro, il calendario è confermato, il nostro movimento è partito e quindi adesso dobbiamo procedere bene. Allora, io le auguro buon lavoro a lei e a tutto il comitato, guardando poi ovviamente a quelli che sono anche, e un in bocca al lupo, quelli che sono anche gli atleti poi impegnati oltre alle competizioni regionali, i nostri atleti di punta, insomma, che sono impegnati nelle varie competizioni appunto a livello internazionale. Buon lavoro per questa stagione, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a tutti, grazie a voi per la disponibilità che ci è stata data. Grazie. Grazie al presidente della FISI FVG, Maurizio Dunofer. Noi ora ci separiamo per la pubblicità. Torniamo tra poco qui a ore 7.